quale c'è una strada lastricata del V secolo prima di Cristo, inclinata giù così, con dei mattoni tutti infilati, e sono ancora quelli che misero allora, non è stata restaurata. E sopra questa strada c'è una piccola cappella medievale del 1200, fine 1200, primi 1300. E io mi sono soffermato a guardare quella fessura, quella piccola fessura che c'era tra questa strada e la cappella, e mi sono reso conto che lì dentro erano contenuti 1700 anni di storia dei quali non restava niente, se non la cappella medievale e questo pezzo di strada. E tutto il resto non c'era, non esisteva, non era documentato. E ci siano luci nei cieli. E le acque brulichino gli esseri viventi. E per tutti gli esseri in cui vi è alito di vita ci fu cibo di erba verde, e semi, e frutti. Così i 30 uccelli, cercando la presenza di Dio, finalmente raggiunta la misteriosa isola di Dio. Guardandolo riverenti, videro in esso 30 uccelli. E quando guardarono se stessi, i 30 uccelli sembravano Dio. Videro in loro stessi Dio, e videro Dio come 30 uccelli. O due, amore per comporto e per disperazione, che come due spiriti mi suggestionano sempre. L'angelo migliore è un uomo bello e biondo. Lasciatemi un po' di spazio, affinché possa respirare. I cari della terra non sono quanto potrebbero distruggere i cieli. Senza dubbio è così, ma ciò non trova nulla contro i cieli, perché i cieli non significano altro che l'impossibilità dei corpi. Siamo divorati dal tempo! La natura senza posa ci richiama verso il caos. La sua vicissitudine eterna. Come ci ha tanto donato, così ci riprende tutto l'essere. Sei la causa. Sei la causa. Anima mia, sei la causa. Ma non spargerò il tuo sangue. Non intaccherò la tua pelle più bianca della neve, più liscia dell'alabastro. Eppure dovresti morire per non tradire l'uomo.
con un gran strepito d'ali venne un maestoso corpo dei santi tempi antichi. Non si fermò lì, esitò un istante ma con moti di dama o di gentiluomo. Si fermò in alto, lassù si fermò e nulla più. Presto! Questo uccello devono alle più tristi pensieri, con il grave e severo decoro del contegno che si dava, perché la tua cresta sia tagliata e rasa, dissi. Tu non sei certo un vile, orrido, antico e eterno uccello, qui giunto dalle rive della notte. Dimmi, quale nome porti dalle rive plutonie della notte? Disse il corvo, mai più! È il corvo immobile! Posa ancora! E i suoi occhi sembrano quelli di un demone che sogna e la luce ne riflette l'ombra e la mia anima da quell'ombra che fluttua non si solleverà mai più! Mai più! Altro non disse il corvo, come se in quelle parole tutta la sua anima avesse profuso. Altro non disse, immobile, senza sua vera piuma. Altro non disse, se non mai più. Stupito di sentir rompere il silenzio, ho una risposta così appropriata, disse il corvo, mai più. Stavo senza dir parole, attorno all'orrido antico uccello, i cui occhi mi bruciavano il cuore, chiedendomi cosa intendesse, gridando mai più. Diritto e diretto andava il nostro corpo alle ma qualcuno fece sfiorire il nostro fiore. Perché io non vada errando qua e là, dietro a greggi che non sono i tuoi. Se non lo sai, o bella tra le belle, cammina sulle peste degli armenti, avvia le tue caprette, avviale alla dimora dei pastori, e ti dirò che a morbida pulledra dei cocchi di Faraone ti voglio somigliare, mia diletta. Ridono le tue guance sotto i riccioli e il collo trascolora tra le perle. Sospirai di sedermi alla sua ombra per partire con lui la giacitura. Nella cella del vino mi ha introdotta all'insegna palese dell'amore. Oh, appoggiatemi nei fiori, sostenetemi con bevande di mele, perché io languo d'amore. Lui era il mio diletto, che un poco chiamava e un poco picchiettava, diceva: aprimi, amica mia, o tutta bella, o colomba perfetta. I suoi occhi, come occhi di colombo, muovono rivi d'acqua, Muovono rivi d'acqua, specchiano centesimi, le sue guance. le sue guance. Il che ha fatto? Mirabile a vedersi quel colpione riflettere. Il rospo, con rari colori d'ogni lato, fu perforato e bianco apparve quando i monti frantumi sparirono, che dopo il rosso tinto per sempre durò. Non so dove sia mio fratello, sono per ricevere il sangue del tuo fratello. Un giorno d'estate, dopo pranzo, una donna parla all'uomo in fuga, gli rammenta il suo grande dolore, abbassa il capo e il viso e medita gravemente, e chi la guarda capisce bene il suo pensiero. Io penso e rammento chi vi era con me, giammai donna nella mia condizione, pur
bella che sia, e virtuosa e saggia, potei amare 2 uomini in una volta e perderli entrambi in un sol giorno. Perché chi ucciderà Caino sarà punito 7 volte di più. Il Nicle fu aperto molti inverni prima che si formasse la terra. nel Nicle esistono 9 regimi differenti. Nel primo abita la morte, Che ha come ministri la fame, la miseria e il dolore. sugli assassini e sterminii vola un ramo nero. Andai da uno dei miei figli e gli dissi di darmi da bere l'acqua che io amavo molto. Questo mi disse: padre, quale acqua chiedi? E io dissi: l'acqua che chiedo è quella che ho molto cercato. Immediatamente venne e me la portò. E io la presi e beppi e ribeppi finché tutte le mie membra si riempirono di gonfiato. Per amor di Dio! Useremo mattoni per sassi e cemento per bitume e costruiremo una città e una torre alti fino al cielo che rendano famoso il nostro nome. Non c'è strada che porti indietro. Tutto ciò che è creato, anche le cose apparentemente più semplici, sono già colpevoli, sono già molteplici. Non si chiama Tempio del Fuoco, ma piccolo Tempio del Fuoco. Sarà meglio non entrare. Ma il cavallo insiste. La scimmia dissente e poi dice: va bene, ma poi non dare la colpa a me. Vedono le pagine di Dio, 800 angeli, 4 cherubini, 8 potestà e infiniti discepoli. Le pagine cercano differenza, il cavallo del destino fatale.
all'inferno vanno i bei giovani e i bei cavalieri, che sono morti nei tornei e nelle ricche guerre, e i buoni vassalli e i ricchi uomini. Sotto il cielo c'è il fuoco! Nella distesa degli scettri! Sulla nuca degli inginocchiati! Nelle auree pistole del dotto! In colui che tende alla perfezione! In colui che si offre come molto! In colui che acquista e fissa il prezzo! In coloro che allevano per nulla, in coloro che si rifiutano di servire, in coloro che scrivono su questo fuoco, scrivendo di consolazioni e di castighi. Sotto il cielo c'è il fuoco! Siamo il legno! La secchezza! Il soffio che mantiene il fuoco! E quando aprì il terzo sigillo, uscì un cavallo nero. E chi era in groppa aveva in mano una bilancia. E udì una voce in mezzo ai quattro viventi dire: 2 libre di grano per un denaro e 6 libre di orzo per un altro denaro. Ma non sciupate né olio né vino. Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono, perché è venuto il gran giorno dell'ira. E quando l'agnello ruppe il 7° sigillo, si fece un gran silenzio in cielo.
chi non c'è rovina, non loco che ci va. E chi assume del dolce frutto non vuol più tornare indietro, ma rimanere e continuare a mangiarlo, dimenticando il ritorno. Comincia a far caldo e sogno. In fondo al mare c'è un paese di casette bianche con milioni di fiori sulle terrazze. C'è un pioppo nero e una finestra di luce. E nella mano un fiore. E nella bocca il gusto di una foglia notturna. Liberatemi dalle catene del giorno. Quest'anfora di latte, questo cesto di fiori, e il suo corpo non sia vivo e morto che rosa. Le paludi, le foreste e le bambine. E dalla parte della fortezza corre un'acqua intorno. Ivi approdano le navi. Vi sono Perché più di 300 si chiamano l'ullaggio? aperte la dama entra nella città, seguendo sempre la traccia fresca del sangue. E continua su quella traccia. Non potete fermarsi più. Se ne partì con grande onore, la seguì una testa di che si pose sulla traccia del sangue che scorreva sul suo cammino. Non sono altro che una prova del mio desiderio di apprendere. Voglio che tu mi insegni l'arte. Voglio percorrere al tuo fianco la via che conduce alla pietra. Ma prima di intraprendere il viaggio, voglio una prova. La via è la pietra, il punto di partenza è la pietra. Se non comprendi queste parole, non hai ancora cominciato a comprendere. Non siamo nel paradiso, qui sotto la luna tutto è mortale. Credi che la caduta sia altro dall'ignorare che siamo nel paradiso? Una rosa può bruciare, disse il discepolo in tono di sfida. Succede a volte di sbagliare una formula, succede un'amnesia, eppure l'avevo toccata. Quando capii tutto, mi venne da sorridere, tanta fu la delusione insieme alla contentezza. Credevo persino di poterne fare a meno, di sfuggire alla sorte. Dopotutto è Odisseo, pensai, uno che vuol tornare a casa. Tu, che ti vanti di essere mio padre! Ma che Ulisse non riveda mai più la sua casa. E se il destino vuole che riveda la sua famiglia, che ciò avvenga tardi e con grandi tribolazioni. E una volta a casa, e trovi sciagure. Questa nube abitano i figli del dio del mare. Sono gente incivile e crudele, senza ordini nelle leggi, non si curano l'uno dell'altro e non costruiscono case e non arano, ma raccolgono quello che Dio fa crescere su quest'isola di dirupi e crepacci. Ignorando quale mistero sono sottomesse. Nella del furore del sangue del
destinata a dimora dei beati che devono abitarla per tutti i secoli. Per arrivarvi, le anime passano un ponte di 3 colori, costruito dagli dei con più arte di nessuna opera del mondo, e che ciò nonostante crollerà quando gli angeli lo passeranno a cavallo. Gli eroi allora prendono le loro armi e iniziano il combattimento e si fanno opposti l'un l'altro. Finché voci umane ci testano e anneghiamo. Vieni qui! Sappi che mai nessuno Sull'igna nave è passato senza ascoltare le voci violate e le dolci melodie che escono dalle nostre labbra. Noi sappiamo tutto
sulla spiaggia, le notte entrano le conchiglie. Dove corre il futuro? Il principio che non rimane, come la schiuma s'avviglia i sassi, con cui perdi il senso dello scorrere impassibile. Della distruzione. Un altro giorno, non mio! A tempo non potei venire, voi e il vostro male guarire. Se in tempo fossi venuta, avrei ridata la vita, ti avrei dolcemente parlato, ti avrei baciato e abbracciato. Nel mezzo del
sappiate veramente che il Gran Cane dimora nella nostra città che è chiamata Kamaluk 3 mesi dell'anno, cioè dicembre, gennaio e febbraio. Su ciò così mi sono espressa in versi. Saper vorrei chi era e come in altri tempo essa è finita. Era il disco del sole oppure la luna. Pensiero era spettro evocato dalle speranze dell'anima che gli occhi si illusero di raggiungere. Andai a far visita al nostro amico Abul Samyamar Ibn Ziyad, liberto di Muayyad, e lo trovai pensoso e oltremodo oppresso. E domandai che cosa gli succedeva. Ed egli, dapprima riluttante, alla fine cedette. Caso, tra i più consueti che mai ti sia capitato di udire. Questa notte ho sognato che ero come una schiava. Svegliandomi, ho scoperto che mi aveva rapito il cuore. Ero innamorato di lei. Avevo sognato che ero con uno schiavo e sognato che l'ho scoperta. Quella di Che ero innamorata di lei. Le torce. Finché la trattazione si svolga con ordine, nonostante Penso che è inutile di quello che sto facendo. facile e comune. Tra questi motivi E mi mancò la voce. non l'avessi vista D'oro, come proprio sicuri, come il destino. Confuso, corriccio della mia. Vede, il cane nero vala meglio la morte. Dio, ottimista, converte, polvere. Nessuno, nulla, e oblio. nasce dalla sua cenere. Tradurre nella terra il fuggitivo. Mi possiedono, mi comprano. Ma è dopo la mia morte. E quando sono solo, che chi mi prende vivo e sa ciò che io posso, può dire di accedere ai tesori degli eletti. Pensare inutilmente, pabulato d'uno fallace, e finto piacere, ma più drittamente e senza fallo, d'uno non mortale, ma più presto divo obietto di polia, la cui veneranda idea, in me profondamente impressa e più intimamente insculpta occupatrice vive, e già le tremule e micante stelle incoavano ad impallidire il suo splendore, che tacendo la lingua quel nemico desiderato, dal quale procede questo tanto ed indesinente certame impaziente, sollecitando il cuore esauciato per proficuo ed efficace remedio, e il chiamava indefesso, il quale altro non era che innovazione del mio tormento.
senza intercalazione, crudele. Jupiter, guardato lungo e felice, mirabile o terrifica, per lui in questa inusitata visione. D'accordo di seppellirlo, perché non si putrefacesse e il suo fetore non nuocesse. Udito ciò, i medici alessandrini andarono da loro e dissero: non seppellitelo, perché se vi piacerà lo renderemo più sano, più bello e più potente che prima. I medici Allora detti medici presero il re come gli altri. presero il re E e strofinandolo strofinandolo lo lavarono. lo lavarono bene finché non rimase nulla delle medicine degli altri. Presero una E lo parte dissecarono. di sale ammoniaco Poi presero una parte di sale armoniaco e e due di nitro alessandrino che mescolarono con la che polvere. mescolarono con la polvere del morto, Impastarono con un po' di olio di lino e lo posero e lo posero in una camera fatta Un ardente seno qua dove io sono sola, senza compagni, e soffro molte ore di struggimento. Egli comanderà dinanzi alla moltitudine che sia colui che in nome della croce volle della morte assaporare l'amarezza come una volta gli fece sull'albero. Albero! Il dolore dell'inferno continuerebbe a tormentarlo. Con un bacio la fidanzata merita il paradiso, più di qualunque mercenario che lavora fino alla morte. Uomo cessa di essere uomo se vuoi entrare in paradiso. Dio riceve solo altri dei. Uomo, se non contieni il paradiso non vi entrerai mai. Non vi entrerai mai. Ora basta, amico. Ora basta. Vuoi leggere ancora? Trasforma se stesso nei libri. Merita il paradiso più di tutti che lavorano per la sua puoi leggere. morire è nulla. A terminare di nascere. Un'ora dopo la morte della svanita sarà ciò che era un'ora prima della vita. Oh, per l'immagine dell'anima e il sguardo in quel vasto nulla, in così lunghi interi, di tutto. Uno stato senza dolore. Che non suscita in me turbamento e terrore.